In onda, Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Buongiorno Alessandra, a te la linea. Profondo Rosso, un mitico pezzo leggendario del film di Dario Argento, lo ricordate? Ma il nostro film oggi si chiama così, Polvere di Stellantis, e già perché il titolo dell'auto, del grande colosso Stellantis, è scivolato ai minimi storici a Piazza Affari. È accaduto nella seduta di borsa di venerdì scorso, un venerdì nerissimo, dove ha raggiunto il livello più basso dal 2021. Abbiamo sopravvalutato l'auto elettrica ed ora Pulizia nel bilancio ha cercato di rassicurare il nuovo AD di Stellantis Antonio Filosa. Domandina semplice. Chi paga il conto? Chi paga il prezzo del tracollo? E noi? Vi ricordate, cari amiche e amici di Radio Libertà, i mitici puffi, i strapopolari puffi che dicevano te l'avevo detto, un po' antipatici, a tratti antipatici e a tratti simpatici. E oggi è il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo Giuliano-Dalmata, giorno anche in cui il governo mette la fiducia sul DL Ucraina. E meno male che ci sono le Olimpiadi. Abbiamo anche un oro, Arianna Fontana lo ha vinto insieme alla staffetta azzurra mista, ha vinto sì la medaglia d'oro dello short track. E quanta emozione, avrete seguito l'apertura dei Giochi Olimpici, quanta emozione, quanto Made in Italy, quanta italianità. E non si fermano i cortei contro le Olimpiadi a Milano, scontri tra manifestanti e polizia. E allora buon martedì, mai per noi, ma non sia mai dirlo martedì qualunque, buon pomeriggio, buon martedì cari amiche e amici di Radio Libertà e amici di Pop Economia Rumore. Buon martedì a Buddy Fox, il nostro amico esperto super di borsa e mercati. Buddy, sei in linea? Non sento più nulla. Buddy è in linea? Scusami, ci sono. Grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Eccolo, e buon pomeriggio, buon martedì ad Antonio Spera, segretario nazionale UGL Metalmeccanici. Buon pomeriggio, segretario. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. E allora Buddy, lo avevamo detto, come dicono i pop puffi, Maltavares e danno dell'elettrico. Ripartiamo proprio da dove sono partita, quindi da Stellantis. Sono questi due elementi, il Maltavares e il danno dell'elettrico, i due elementi che sono proprio dietro il tonfo dei mercati. Ed Elkann, John Elkann, vuole andare sempre via dall'Italia come tu avevi già preconizzato. Dici un po'. Allora, non ho gli occhiali, ma faccio il puffo quattr'occhi, cioè te l'avevo detto, a parte gli scherzi, per semplificare e rendere comprensibile l'argomento, ti faccio un esempio. Allora, sui mercati ci sono dei momenti di sacrificio che si chiamano aumenti di capitale. Cosa sono gli aumenti di capitale? Sono quei momenti in cui l'azienda chiede un sacrificio agli azionisti, ai risparmiatori, per immettere nuovi soldi per fare degli investimenti. Ma gli aumenti di capitale sono di due tipi: quello cattivo per coprire le perdite e quello buono, come il colesterolo, quello buono invece per fare degli investimenti. Allora noi la scorsa settimana abbiamo assistito alla caduta dei titoli tecnologici perché i titoli sono scesi perché le società hanno annunciato nuove spese tipo Microsoft 37 miliardi e passa per fare nuovi data center, ma non sono preoccupati di queste discese dei titoli e delle nuove spese, perché sono nuovi investimenti per il futuro. Mentre cosa ha fatto Stellantis?
i titoli della old economy, quelli dell'auto, noi ci ricordiamo che 2 anni fa hanno fatto un esborso, ma per cosa? Per distribuire dividendi. Allora, quei soldi 2 anni fa, perché era il febbraio del 2024, potevano benissimo investirli, perché siamo d'accordo che ci sono state le leggi antipatiche sulla green economy e tutto il resto, però quei soldi, visto che le risorse c'erano e si sapeva che bisognava fare degli investimenti e che il settore auto è in difficoltà, potevano essere spesi per fare innovazione, quello che sta facendo la tecnologia, e avremmo avuto forse meno sacrifici oggi. Ora, io non voglio buttare la croce addosso a Filosa perché è appena arrivato. Ha fatto gran clamore venerdì il crollo del titolo 25%, però io ricordo che nel febbraio del 2024 il titolo valeva 27 euro, oggi vale un quarto, quindi meno 25 venerdì, ma siamo già a meno 70 da quei massimi. Mi sarei aspettato anche, però magari lo farà in futuro da Elkann o da Filosa, ma soprattutto da Elkann, visto che hanno incassato dei dividendi, quella mossa che aveva fatto Marchionne, perché era Stellantis, ex Fiat. Qual era questa mossa, sì, Buddy? ha vissuto altri momenti difficili. Nel 2005, quando arrivò Marchionne, il titolo andò in discesa, crollò, Marchionne tirò fuori subito il portafoglio e disse: compro tot azioni della Fiat, perché io nell'azienda ci credo. Ecco, sarebbe un bel segno di fiducia. Ecco, segretario Spera, le ributto subito la palla in tribuna. Quanti temi, quanti argomenti sul piatto della polvere di Stellantis. Allora, dice Buddy Fox, potevano investire, no? Potevano provarci, investire in innovazione. E poi mi aspetterei la mossa, soldi freschi, soldi sul piatto, così aveva fatto Marchionne. Come la vede, segretario? Poi arriviamo ad un altro punto dolente, quello di chi paga il conto. Ma intanto sono scelte aziendali, sono scelte della famiglia Elkann, e senz'altro noi chiediamo che la famiglia dia un messaggio chiaro soprattutto all'Italia, anche perché degli investimenti in questo momento annunciati, diversi miliardi di euro, sono stati già annunciati, ma sono anche in fase già di installazione di impianti negli Stati Uniti, dove praticamente la green economy non c'entra nulla. Là si produce praticamente quello che viene chiesto dal cliente, mentre qua purtroppo in Europa abbiamo delle restrizioni molto, molto, molto complesse e complicate. Però è chiaro che poi alla fine quando ci sono delle scelte di vendita degli asset, come è avvenuto anche da parte di Exor, della vendita di la parte importante di Iveco, e l'altra parte è quella di Iveco Defense a Leonardo. Dovremmo incontrare sia Indiani di Tata, ma anche Leonardo, per capire quali saranno i futuri progetti, insomma, per queste due aziende che sono state scorporate, perché già qualche anno fa c'era qualche azienda asiatica che si era avvicinata all'acquisizione di Iveco, e poi siccome all'interno c'era la parte della difesa e difesa, il governo ha fatto in modo che insomma questi asset non venivano ceduti. Poi è stato fatto una sorta di spin-off quest'anno, però poi bisogna capire realmente la famiglia Agnelli se continua a puntare su questa azienda oppure sta cercando di allontanarsi. Io credo che comunque noi abbiamo avuto un confronto qualche mese fa, un mesetto fa, a Torino con Elkann, con Filosa. Sì, e ce lo raccontò proprio qui in diretta. Ecco, dopo questo confronto, quali novità, diciamo, da allora ad oggi, cosa possiamo dire? C'è stata qualche novità, qualche notizia vera? Ma da allora ad oggi si sono accadute anche delle cose, tra cui c'era il consorzio di ACC, che sarebbe la famosa Gigafactory
Ecco, e qui ci volevo proprio arrivare, ecco, nella Gigafactory, segretario, che è non una buona notizia, perché anche qui, mi scusi se le interrompo poi per darle ancora meglio l'assist, qui Automotive Cell Company, cioè la joint venture tra Stellantis, lo spieghiamo a beneficio di chi ci ascolta, Mercedes-Benz e Total Energy, ha comunicato che non esistono più le condizioni, no? Le condizioni industriali ed economiche per riavviare quei progetti in Italia e in Germania. Quindi è un fallimento non soltanto dell'Italia e della Germania, ma un fallimento europeo e non una buona notizia per i lavoratori, no? Ma diciamo che questo è l'ennesimo passo indietro verso l'elettrificazione, perché se qualcuno, come diceva anche lei nell'apertura, qualche anno fa stava cercando di investire tutto sull'elettrico, dove sono state fatte delle scelte sbagliate, oggi paghiamo probabilmente circa 20 miliardi di passivo per quello che bisognerebbe recuperare, proprio perché qualcuno si era spinto anche oltre la questione dell'elettrico, anche perché erano 3 le gigafactory di ACC costituite in questo consorzio, tra cui un primo impianto in Francia dove hanno terminato i 2 lotti, perché ogni gigafactory è costituita da 3 lotti e quindi il terzo lotto in Francia sembra che non venga messo più in piedi, a differenza della Germania e dell'Italia, che praticamente il progetto sembra che ormai sia tramontato. E per questo noi abbiamo chiesto che, siccome c'è un'inversione di rotta sulla questione di motori elettrici, di cercare di andare nella direzione di creare le condizioni anche sullo stabilimento di Termoli dove essere costruita la Gigafactory, dove sono stati assegnata una nuova produzione dei cambi elettrificati e i DCT, che tra cui vengono prodotti anche a Torino. D'altra parte sarà un nuovo motore Euro 7 che sarà GSE sullo stabilimento di Termoli, però è chiaro che comunque poi c'è bisogno anche di allogare anche qualche altro progetto per portare avanti i vari stabilimenti, tra cui volevo anche segnalare che oggi è partito il secondo turno di produzione nello stabilimento di Melfi, uno stabilimento che ha avuto una battuta d'arresto importante, dove è stato completamente cambiato, sono state cambiate le linee di produzione per produrre sia delle versioni di auto elettriche e anche ibride, tra cui anche la nuova Compass, che oggi farà solo 2 versioni, una full elettrica e l'altra ibrida, ma probabilmente potrebbe avere ancora una terza motorizzazione. È una fase molto complessa dell'automotive, è complicata questo settore sotto gli occhi di tutti, però è chiaro che poi ci vogliono anche dei segnali importanti per rilanciare. Ecco, ci vogliono dei segnali importanti. Buddy Fox, tu che macchina hai? Non voglio sapere proprio la tua macchina, ma che tipologia di macchina ti piace? L'ibrido immagino, perché l'elettrico è stato un fallimento ed è una provocazione, una domanda un po' provocatoria per andare ad un altro argomento. Un altro ulteriore tema che metterei sul piatto, tanto per essere proprio buona oggi, perché parlavo del prezzo degli errori, no? Ma sì, si dice sempre il mal Tavares, il mal dell'elettrico, ma non è un pochino da archiviare questo capitolo, perché si dà tutto, si butta tutto sull'elettrico quando non si sa più che dire. Qui ci sono errori industriali, una transizione mal governata, l'abbiamo detto molte volte col segretario Spera, col professor Gualtieri, con Nino Sunseri, e soprattutto quella perdita della capacità produttiva. No, Badi, anche la Gigafactory è un segnale di che cosa secondo te? Ma a parte che io comunque ho un'auto del gruppo, però a parte questo, no, sono soddisfatto anche dell'auto noi che siamo ho. fedeli alla bandiera ex Fiat, nonostante tutto. Nonostante le critiche, io incentivo insomma la produzione. No, a parte questo, secondo me un buon investitore, un buon imprenditore deve capire dove soffia il vento, e il vento in questa epoca qui soffia dalla parte dei tecnologici. Perché dico questo? Perché come vedi la politica, non parlo della politica italiana, parlo a livello internazionale, non mette assolutamente nessun paletto allo sviluppo delle tecnologie, anzi le incentiva in tutti i modi, e le tecnologie fanno il loro sviluppo incontrastato, mentre dal punto di vista del settore automobilistico ci sono gaffe come quelle della data di scadenza al 2035,
paletti continui sull'inquinamento, non inquinamento, gli incentivi sono molto pochi. E siccome Elkann non è uno stupido, anzi tutt'altro è intelligente, dal mio punto di vista da anni sta cercando di liquidare, smobilizza tutto quello che ha, perché non è questa operazione Stellantis la prima cosa che ha fatto. Le vendite di Comau, di Magneti Marelli, che erano considerati dei gioielli di casa. Io ci avevo addirittura scritto che dal mio punto di vista avrebbe venduto anche la Juventus, e lui sta piano piano uscendo da questa situazione qua perché non la considera più profittevole. È un vero peccato soprattutto per l'Italia, perché l'Italia, io non sono un esperto di motori, ma già l'aveva detto Nino Sunseri, cioè noi avevamo la grande virtù di questo motorizzazione di questo tipo di motore che purtroppo la politica ha ostacolato. Ora si chiede non solo agli imprenditori visto che hanno fatto degli utili, di contribuire, di avere un atto di riconoscenza, anche se negli affari non esiste questa cosa qua, e quindi di reinvestire per ridare ciò che hanno avuto, ma chiedo anche alla politica che in qualche modo riesca non più almeno a ostacolare questo tentativo di sviluppo, altrimenti per l'Italia non è tanto bella, insomma, la cosa. E allora, segretario Spera, la politica ha ostacolato e quanto ha ostacolato? Cosa chiede il sindacato alla politica? Le chiedo battute brevi perché ho ancora molte cose da dire e da chiedere. E poi, terzo comodo o incomodo direi, qual è la posizione a questo punto per quanto riguarda la Gigafactory del sindacato sul rilancio dell'occupazione in Molise? Lì ci si scommetteva, ci si sperava. Allora, cominciamo dalla politica. Ma io credo che la politica ha le maggiori colpe, insomma, di questa transizione che sta avvenendo in modo completamente errato, anche perché si è deciso soprattutto in Europa senza nessuna coscienza e senza nessuna considerazione, perché io sono uno di quelli che sostiene l'ambiente, ma sostiene anche lo sviluppo green, ma soprattutto le gradualità in cui vengono messe in campo certe cose. Noi siamo arrivati a un punto dove praticamente il mercato asiatico dettava e detta ancora le condizioni della transizione, quando noi non eravamo completamente preparati. Abbiamo avuto insomma delle normative messe in campo dalla Commissione europea senza nessun precedente, senza nessuna, ma anche i nostri eurodeputati che hanno votato a favore, insomma, quelle leggi e quelle normative contro la distruzione dell'auto non solo in Italia ma anche in Europa, anche perché poi noi alla fine abbiamo una sola casa automobilistica in Italia, non è che siamo come la Germania oppure come la Spagna, che ha diverse aziende che producono. Certo, noi siamo comunque, ecco. E quindi sono state delle scelte politiche completamente sbagliate, io userei anche un termine, scellerate nei confronti dell'automobile. Anche e quanto sta pagando ora Termoli? Quanto è costretto a pagare? Molto, e soprattutto è l'indotto che praticamente si sta sgretolando pezzo dopo pezzo, perché non hanno dei paracaduti praticamente di cercare di riconvertire le produzioni, anche perché vicino a ogni stabilimento che era nato in Italia si creava una sorta di indotto che praticamente oggi è quasi ormai saltato. Mentre sullo stabilimento di Termoli noi avevamo fatto un accordo con Assisi, dove erano transitati già i primi 34 lavoratori che erano passati nel consorzio. Adesso bisogna riportare indietro quei lavoratori. Stellantis si è resa già disponibile a assorbirsi i 34 lavoratori, che sono figure anche un pochettino professionali, che probabilmente saranno distribuite oppure torneranno o nello stabilimento di Termoli oppure tra qualche stabilimento dove c'è richiesta in questo momento di manodopera, dove si stanno rilanciando nuove tecnologie e nuovi modelli. Il 6 di marzo abbiamo l'incontro a Roma
con i vertici di Stellantis per parlare esclusivamente dello stabilimento di Termoli, dove saranno presenti anche i segretari territoriali di Termoli, perché, come diceva chi mi ha preceduto, l'Italia è un paese dove è stato fondato sulla motorizzazione, sui motori, è stato sempre un paese trainante sul discorso delle motorizzazioni, quindi quello che sta avvenendo in questo momento è un qualche cosa di molto molto complicato, ma anche complesso, perché, per spiegare, io ho fatto l'esempio l'altra volta, io sono dipendente di uno stabilimento di ex Fiat, dove si producono esclusivamente motori diesel, uno stabilimento in provincia di Avellino, in questo momento ha la piena capacità produttiva, uno stabilimento che non produceva le quantità di motori. Quest'anno dovrebbe produrre circa 500.000 motori, anche e soprattutto per veicoli commerciali leggeri, ma sono tutti quanti motori diesel. Ma soprattutto hanno quei motori 1600 con grande capacità, con grande forza, quindi diciamo che è un peccato disperdere quello che si è costruito in tanti anni. La situazione nel semplice è molto molto complicata. Allora, situazione complicata. Buddy, allora, vuoi aggiungere qualcosa a chiosa di quello che diceva il segretario Spera? E poi voglio chiederti una cosa: se ti dico Kevin Walsh, cosa mi dici tu? Allora, sono d'accordo su tutto quello che ha detto, e se vogliamo trovare una notizia positiva è che adesso non ricordo il nome, comunque il responsabile finanziario Joao Carraujo di Stellantis ha escluso o ha voluto rassicurare che non ci saranno aumenti di capitale, quindi almeno si cercherà di tamponare la crisi su Stellantis. Poi mi pare che a maggio-giugno ci sarà un importante incontro, un'assemblea in cui si decideranno molte cose. Io temo che però tra adesso che siamo ancora a febbraio e maggio, rimanere in silenzio vuol dire lasciare un attimo la situazione in mano alla speculazione, non è una cosa bellissima. Ecco. Mentre per quanto riguarda Kevin Walsh, spieghiamo Trump chi è Kevin Walsh, innanzitutto il nuovo capo della Fed, sì, no? hai ragione, quindi. sì, è il nuovo ecco. presidente della Fed, sarà della sostituto Fed, di dopo Powell. dopo la cacciata di Powell, quindi Trump ce l'ha fatta. Come sono andate poi le cose da quando non ci siamo sentiti a quando è stato incoronato Walsh, e ce l'ha fatta Trump, e aveva ragione in tutta questa follia apparente? Allora, non voglio passare come sostenitore di Trump, però devo dire una cosa, che ogni volta che lui dice che esprime una dittatura, si diceva, gli economisti, gli analisti, i giornalisti erano spaventati perché dicevano adesso Trump partirà la conquista della Fed e la Fed sarà della Casa Bianca, invece alla fine Trump ha nominato un personaggio che invece è ben voluto sia dalla gran parte degli economisti e degli investitori, uno che ha visto addirittura come soprannominato, hanno usato la metafora, colomba con gli artigli. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che uno che ha un atteggiamento soft, però non è così accondiscendente a tagliare i tassi come vorrebbe fare Trump. C'è da dire che comunque Trump si è parato con questa situazione qui, con questa scelta un po' da scacchista, perché se Walsh non taglierà i tassi e l'economia andrà male, Trump potrà dire è tutta colpa di Walsh. Quindi, mentre se taglierà i tassi, invece Trump sarà contento. Una mossa politica, allora, studiata ad hoc, mi stai dicendo. Da scacchista, direi. Allora, segretario Spera, non sono andata in USA, in America a caso, perché la notizia anche di qualche giorno fa, proprio prima del tracollo di Stellantis, era questa: Stellantis batte il mercato USA a gennaio, e certo sul titolo a Piazza Affari pesavano anche loro le tensioni con l'Europa, e questo è 5 febbraio, il giorno dopo era stato il giorno del venerdì nero, e le vendite USA erano in controtendenza, allo 0,5, spingevano il possibile rilancio di Stellantis nel 2006 e il 2026. Ecco, com'è dalla nostra angolazione italiana, come vediamo il mercato USA noi, relativo ovviamente all'automotive? Il mercato USA è un mercato dove loro stanno puntando tantissimo, stanno facendo molti investimenti, tra cui anche una buona parte dei motori che vengono prodotti, diciamo,
noi la chiamiamo componentistica in questo caso, viene prodotta in Italia, vengono esportati negli USA, quindi poi bisogna anche capire anche sulla questione dei dazi, perché poi alla fine questi se continueranno a creare nuovi impianti negli USA è normale che comunque questi si organizzeranno anche per produrre motori da quelle zone. Ad oggi diciamo una buona parte dei propulsori vengono dall'Italia, molta componentistica arriva ancora dall'Italia, però parliamo di componentistica di qualità, soprattutto di motori di grossa cilindrata, motori di 2.2 di cilindrata, ma anche motori di 1.600 di cilindrata vengono dall'Italia e vengono importati in USA. È chiaro che si sta creando un mercato molto vantaggioso per Stellantis in quei paesi, cosa che purtroppo non avviene in Europa. In Europa purtroppo non avviene, le vendite sono ancora basse rispetto alle aspettative, la speranza con questi nuovi modelli che stanno mettendo sul mercato per quanto riguarda i modelli ibridi, che fino a un anno fa erano modelli che erano completamente stati cancellati, come è stato cancellato una quota di mercato importante. Basti pensare che oggi nel 2025 in Italia si sono vendute circa 150.000 vetture a GPL, nessuna prodotta da Stellantis, un mercato che Stellantis aveva già abbandonato 2 anni fa, lasciando praticamente sguarnite le porte ai competitor di altre aziende. E purtroppo questa è anche un'altra scelta sbagliata, anche perché quando si producevano circa 300.000 vetture ibride in Polonia, della 500 qualcuno ha scelto che la 500 non si doveva produrre più, poi fortunatamente è stata riportata di nuovo in Italia anche la versione ibrida, con la speranza di raggiungere i circa 100.000 vetture restando sull'ibridizzazione. E allora sono le 16:29, abbiamo molto meno di un minuto, siamo andati in USA non a caso e ora andiamo molto più lontano, Buddy Fox, in Giappone, per una flash vorrei da te. La samurai di Tokyo conquista il Giappone, stiamo parlando di Sanae Takaichi, vi ricordate? La migliore amica di Giorgia Meloni, così disse lei, è appena diventata la mia migliore amica, simpaticissima. Premier travolge il centro e cambia la rotta strategica del paese. Sanae, simpaticissima, la prima donna premier in Giappone. Da lei si hanno grandi aspettative su stimoli fiscali, investimenti, anche in tecnologia. Che mi dici di questo? In una battuta velocissima, poi al segretario Stare dobbiamo chiudere immediatamente poi. Vai Buddy. Allora, l'accostamento che fai non è sbagliato, anzi è perfetto, perché la Takaichi fino a qualche settimana fa era accostata a Liz Truss, cioè a quel premier che è durato 2 mesi in Inghilterra, che ha rischiato di portare in default la Gran Bretagna per delle spese eccessive. Adesso invece la vittoria della Takaichi con la borsa e con l'indice Nikkei che vola è stato accostato alla Meloni, perché la Meloni da quando è in carica ha fatto più che raddoppiare la nostra piazza affari. Io vedo molto meglio la Meloni, perché la Takaichi, la Meloni è stata molto più prudente, gioca un po' dopo aver fatto l'attacco in difesa, che va molto bene come strategia, invece la Takaichi continua ad andare all'attacco. Potrebbe essere una mossa vincente nel breve, temo che in futuro questo conto sarà pagato salato. Segretario Stare, il sindacato andrà all'attacco a marzo, quali sono le vostre mosse? Non le chiedo di svelarmele tutte, ma almeno una a beneficio dei lavoratori, proprio 1 secondo, 2 secondi. Ma intanto sabato prossimo ci sarà già una manifestazione a Torino per quanto riguarda tutto quanto il settore dell'automotive, poi il 6 abbiamo un incontro per lo stabilimento di Termoli e attendiamo sicuramente delle notizie positive per quanto sarà presentato il piano industriale a maggio. È chiaro, questo è un momento dove bisogna cercare di creare le condizioni e spingere soprattutto Stellantis a fare degli investimenti importanti, soprattutto anche il governo sta giocando un ruolo abbastanza importante, soprattutto in Europa, anche in questo momento stanno spingendo forte con la Germania per cercare di cambiare delle regole che penalizzano molto
16:32, 2 minuti abbiamo sforato, la ringrazio, la chiamerò molto prima di maggio ovviamente, ringrazio Buddy Fox e vi saluto e a presto. Andiamo al secondo blocco rumore. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Rumore. Che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans. Tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te. Tu, ragazzo dell'Europa, tu, col cuore fuori strada. Ragazzo dell'Europa, mitica, grandiosa Gianna Nannini, sono le 16:34, un pochino in ritardo oggi per Rumore, quanto rumore. Lo vediamo subito tutto questo rumore, il rumore che si sta consumando in Europa, quindi rimaniamo in Europa, poi andiamo molto più lontano in Iran, poi arriviamo anche a Cuba, pensate, con naturalmente il professor Francesco Maria Petricone e recuperiamo il tempo perduto della scorsa volta, professore ben ritrovato, sociologo fenomeni politici e giuridici e docente LUMSA. Eccoci. Buon pomeriggio, ben trovati, eccellente scelta, ragazza dell'Europa, nessuna canzone poteva essere più appropriata. Lei si sente un ragazzo dell'Europa, professor Petricone? Sì, io mi sento un ragazzo dell'Europa perché il mio primo voto nell'89 per l'Unione Europea lo diedi proprio al Parlamento Europeo, allora avevo 22 anni ed era un po' il tema della necessità di dare questa immagine, no, al Parlamento Europeo. Allora c'era questa coalizione Partito Repubblicano, Partito Liberale, Radicali, insomma c'era una situazione molto fluida. Però in questo periodo, specialmente di sommovimenti, di cambiamenti, lo vediamo spessissimo con lei, geopolitici, l'Europa non ci fa molto affezionare a lei, ci sta quasi distaccando pian piano, proprio perché su molti temi e su molti problemi, molte tragedie, vedi le guerre, non tocca palla all'Europa. E allora ecco che noi non ci sentiamo pienamente come dovremmo europei, non trova, professore? Sì, è vero, non ci sentiamo europei perché diamo per scontato alcuni traguardi che abbiamo raggiunto nel corso di questi ormai 70 anni, però obiettivamente l'Europa deve recuperare la sua immagine e darsi da fare, perché comunque è l'ultimo baluardo che noi abbiamo per la libertà e per la democrazia. Ecco, oggi il Corriere della Sera titola in maniera così, diciamolo semplicemente, diciamo il titolo: Meloni-Merz, scossa all'Europa. E sì, perché c'è stato un vertice ristretto e un nuovo asse per l'Europa. Si va in tandem, Italia-Germania, e il vertice ristretto tra Meloni e Merz è quello in vista dell'incontro a Bruxelles. Perché questo asse Italia-Germania? Cioè, la domanda è semplice e diretta, professore: per cercare di isolare ancora di più un Macron che sembra sempre più alla frutta, che è sempre più disperato politicamente?
Allora, noi abbiamo questa immagine competitiva degli Stati membri dell'Unione Europea, uno nei confronti dell'altro, e forse è anche questo il motivo del titolo che il Corriere della Sera ha voluto dedicare alla prima pagina. Questa, diciamo, iniziativa dell'Italia e della Germania è stata invece più che altro proprio per rafforzare l'Unione Europea, nel senso di costruire un percorso che le permetta di non essere succube di uno solo degli Stati. Abbiamo detto tante volte l'Ungheria che ha bloccato per diverso tempo gli aiuti all'Ucraina e altre decisioni, pur avvantaggiandosi di tutti i fondi che l'Unione Europea, che noi cittadini diamo all'Ungheria con le nostre tasse, piuttosto che insomma vederci a margine di queste decisioni. Ora, io preferisco non parlare di assi, di coalizioni, di fughe in avanti. L'Unione Europea è forte perché è unita. Come abbiamo detto tante volte, l'unione fa la forza. In questo momento in cui c'è una deriva totalitaria, autoritaria, in molti paesi, principalmente il paese aggressore dell'Ucraina, ma anche altri in Asia, dobbiamo cercare di trovare una soluzione in Medio Oriente, in Iran per esempio, perché si riaffermino i valori e i principi della democrazia, della libertà e della sovranità, che ci permettono, dottoressa, oggi di poter parlare liberamente ed esprimere le nostre opinioni, cosa che non potremmo fare nel paese aggressore dell'Ucraina, in Cina, in Iran, in Nord Corea e in altri paesi totalitari. Ecco, lei ha nominato l'Iran, professore, e qui volevo proprio arrivare. Andiamo molto lontano, ma noi siamo molto vicini, no, al popolo iraniano. Abbiamo ascoltato qui, ho chiamato qui delle donne, delle signore, le loro testimonianze molto molto tragiche, che poi sono venute in Italia, come giustamente ha detto lei, sono riuscite ad avere quella libertà negata nel loro paese di origine e che rivorrebbero avere e vorrebbero tornare a vivere lì liberamente. Ora la situazione è tragica in Iran. Pare che, secondo fonti qui apprendiamo dai giornali anche proprio iraniane, l'Iran stia negoziando con gli Stati Uniti ed è la Casa Bianca che ora deve operare libera da pressioni esterne, almeno lo dice proprio qui una fonte iraniana molto importante. Il monito infatti del portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Ecco, le risulta questo? Intanto c'è Netanyahu che mi pare sia volato proprio da Trump in questi giorni. Com'è la situazione a livello politico lì? Allora, diciamo Netanyahu è volato dal presidente Trump negli Stati Uniti perché il presidente Trump lo ha ammonito su non fare un ulteriore passo in Cisgiordania. I coloni in Cisgiordania, che è poi la parte palestinese, stanno devastando quel territorio. Quindi il motivo per, credo, questo viaggio è legato a questa affermazione di Trump. Il problema dell'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti, possiamo dire, è la peggiore notizia che quelle iraniane che lei citava poco fa e che abbiamo ospitato in questa bellissima trasmissione potevano ascoltare, perché l'auspicio di queste iraniane, degli iraniani, dei giovani iraniani, di tutti i blogger che sono stati letteralmente sacrificati per la libertà, attaccati alle gru e appesi e morti come altri loro predecessori, non era certo quello di vedere un accordo. Che cosa sta negoziando l'Iran? Sta negoziando un accordo semplicemente sull'arricchimento dell'uranio, sulla costruzione della bomba nucleare, in cambio di riconoscere agli Stati Uniti posizioni importanti dal punto di vista economico. Non è questo che i cittadini iraniani si aspettavano. Le cittadine iraniane, gli iraniani che sono scesi in piazza nel corso delle ultime settimane, tutti noi l'abbiamo seguiti, speravano sinceramente in un sovvertimento del regime, un regime sanguinario, totalitario, una delle 4 repubbliche islamiche che fonda la propria Costituzione sul Corano, ma che a differenza di altre, per esempio come l'Iraq, non è una democrazia. Ecco, in questo momento il negoziato, chiamiamolo così, tra virgolette, tra Iran e Stati Uniti lascia veramente con l'amaro in bocca tutte le persone che hanno protestato nelle strade per giorni e settimane per avere un po' di libertà.
E che ci stanno credendo e che ci avevano creduto, quindi. Certo, che avevano E- creduto in questa possibilità e che avevano chiamato il presidente Trump al loro fianco. Allora, non ci dimentichiamo, come spesso cerchiamo di ricordare, che la politica è molto semplice. Leggiamo gli eventi in successione dall'inizio. Che cosa ha detto Trump dalle primarie del 2024 nella sua campagna elettorale? America First. E lui sta seguendo esattamente questo principio, cioè sta mettendo l'America per prima in tutte le dimensioni nazionali, internazionali che affronta. Citeremo forse, non lo so, ma anche quella di Cuba, che per gli Stati Uniti è, come dire, la ciliegina sulla torta. Ecco Cuba, lei l'ha chiamata in anticipo Cuba. Cosa succede a Cuba? A Cuba c'è l'embargo petrolifero degli USA che sta generando anche una crisi energetica fortissima, sempre più profonda nel paese. Cosa succede a Cuba? Ce lo spiega? Perché ora Cuba ci sembra molto, molto più lontana, viste tutte le contingenze che noi abbiamo interne e anche estere, no? Parliamo più di Iran, più di Ucraina, più di Gaza. Cosa succede a Cuba? Allora, a Cuba succede questo, che tutte le compagnie aeree, le principali compagnie aeree internazionali, nazionali, a cominciare dall'Aeroflot, la compagnia del paese aggressore dell'Ucraina, stanno volando sulla Havana vuote, cioè senza passeggeri, e stanno tornando dalla Havana nelle rispettive capitali, Toronto, San Francisco, Ottawa, Roma, con passeggeri nazionali. A Cuba sta succedendo questo. Il presidente Díaz-Canel Bermuda ha dichiarato che per le prossime 4 settimane la carestia che loro stanno soffrendo per le fonti energetiche costringerà loro a non permettere più agli aeromobili che arrivano a L'Avana o a Santiago di Cuba di rifornirsi. Quindi, per esempio, la Delta, l'American Airlines, Air Canada, la Neos, questa grandissima compagnia italiana di Carlo Stradiotti, stanno adoperandosi per mantenere un collegamento. Per esempio la Neos vola una volta a settimana, ma non sono più quei voli, per esempio, che da Miami partivano e arrivavano sull'Havana come se fossero degli autobus. Perché? Perché questo, diciamo, cappio che gli Stati Uniti hanno stretto intorno al Venezuela proprio per sovvertire questo regime cubano sta avendo effetto. Questa è un po' la grande notizia, potremmo dire purtroppo il grande scoop, cioè l'Havana viene prosciugata nella principale risorsa. Allora, di chi è il merito, di chi è diciamo la responsabilità? Ecco, soprattutto la responsabilità. La Cina avrebbe detto, diciamo, di assicurare approvvigionamenti, il Messico ha cercato di farlo ma non riesce a coprirlo. Ecco, in questo momento i principali alleati di Cuba, cioè la Cina, il paese aggressore dell'Ucraina, la stanno abbandonando. La domanda che ci facciamo, e in politica le risposte nascono dalle domande, perché il paese aggressore dell'Ucraina abbandona Cuba? Perché è concentrato in questa folle, criminale guerra di aggressione all'Ucraina per riuscire a portare a termine una campagna di aggressione che non è riuscita a portare a termine dopo ormai 4 anni, entriamo nel 5º anno. Una lettura molto interessante. Oggi, lo ricordavo in apertura, si vota, c'è la fiducia sul DL Ucraina, no? Un momento complesso, professore, lo diceva lei in apertura. Cosa rappresenta per noi italiani Cuba e l'Havana? Cosa rappresentano? Beh, diciamo, noi abbiamo molti rappresentanti del nostro paese in quell'area. Abbiamo adesso un nuovo segretario generale dell'Organizzazione Internazionale sui rapporti dell'Italia con il Latino America, che è Giorgio Silli, che si è dimesso da sottosegretario agli esteri e che ha assunto quell'incarico. È un'area di grande interesse, abbiamo una grandissima amicizia, imprenditori che da anni lavorano in quelle aree. C'è una cultura di grande, come dire, familiarità. L'Havana in questo momento rappresenta un momento di incognita, un paese in cui purtroppo si vive una situazione di miseria, veramente di, potremmo dire per alcuni versi, disperazione, e che ha bisogno più che mai di un'attenzione internazionale.
Noi facciamo sempre questo paragone, no, tra i regimi comunisti e gli stati democratici. Io porto anche nelle lezioni l'esempio del Vietnam, il Vietnam che usciva da diversi decenni di guerra con gli Stati Uniti e che è diventata oggi una delle tigri dell'Asia, 111 milioni di abitanti. Non so se è capitato di andare in Vietnam, non si percepisce il fatto di essere un paese comunista, si percepisce un paese occidentale con un grande sviluppo economico, eppure un regime comunista. Perché? Perché ha potuto avvantaggiarsi di relazioni internazionali, anche con l'Italia, che hanno tolto ogni forma di sanzione, di penalizzazione. Loro hanno vissuto questa forma di ostruzionismo nella loro crescita, proprio come un'onta avevano iniziato gli Stati Uniti. Lei pensi che Biden nel 2023 ha costruito con il Vietnam un partenariato, una partnership di secondo livello? Allora chiediamoci se Cuba potesse creare proprio autonomamente un livello di autonomia in quell'area, che cosa potrebbe fare? Ora sappiamo quali sono le motivazioni, no? C'è una domanda, sì. Ecco, che se non l'avesse fatta lei, certo noi non ce la saremmo potuta porre o sollevare, diciamo, da soli. E allora sono le 16:48, sono sempre più in ritardo, devo dire, ero puntualissima e ora sono sempre più in ritardo perché tanti e importanti sono gli interventi, il suo è prezioso come sempre. Io per ora devo salutare, intanto il quadro ce l'ha dato e anche credo abbastanza chiaro. E la richiamerò ovviamente presto per capire, per volare sempre un po' più in là e capire sempre meglio dove stiamo andando, professore, dove stiamo volando. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. A presto. E allora un piccolo stacco musicale, intanto chiamiamo Irene Testa, giornalista tesoriere del Partito Radicale. Parliamo di giustizia. La calunnia è un venticello, un'arietta assai gentile, che è insensibile, sottile, leggermente, dolcemente incomincia a sussurrare. Piano piano, terra terra, sottovoce sibilando, va scorrendo, va ronzando nelle orecchie della gente, si introduce. Alessandra, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia, la calunnia è un venticello. Cara Irene Testa, come stai? Non ho messo a caso questo pezzo meraviglioso di Bennato, innanzitutto come stai? Ciao Alessandra, un saluto agli ascoltatori, tutto bene. Sempre bello ascoltare la tua voce. Allora, la calunnia è un venticello, perché voglio innanzitutto chiederti come sta Beniamino Zunchedu. Tu lo senti sicuramente spesso, noi l'abbiamo ospitato qui insieme a te, è una persona alla quale noi vogliamo molto bene. Beniamino è stato calunniato, sì, esattamente così possiamo dirlo, perché è stato vittima di una storia terribile. Beniamino Zunchedu, lo ricordiamo, pastore sardo rinchiuso per 33 anni in carcere, accusato di un triplice omicidio che non aveva mai commesso, assolto nel 2024 dopo un processo di revisione. Lo abbiamo detto tante volte, abbiamo cercato di farlo comprendere, di lanciare questa proposta del Partito Radicale, meno male che c'è sempre il Partito Radicale e con te una proposta di legge di iniziativa popolare che chiede di dare un assegno mensile di mantenimento alle vittime di giustizia che sono in attesa di avere un risarcimento dallo Stato. Come è andata questa cosa? Cosa puoi dirci? E perché qui parliamo anche di giustizia e quindi di una giustizia ingiusta, casi di mala giustizia, Beniamino Zunchedu, Enzo Tortora, per dirne uno che tutti conoscono. Allora, innanzitutto Beniamino sta non benissimo, perché 33 anni di carcere da innocente, come dicevi tu, è un po' probabilmente ciò che ci raccontava Enzo Tortora quando è uscito dal carcere all'epoca, cioè io ricordo la frase di Tortora, è come se mi avessero messo una bomba dentro. Io credo che sia lo stesso poi che è capitato a Beniamino, no? Quando parli con Beniamino ti immagini una persona felice perché da 2 anni non è più in carcere e invece non è così, la sua testa è ancora in carcere,
il suo corpo è comunque stanco e distrutto, e di conseguenza l'ingiustizia che ha subito non è stata una passeggiata, no? E questo dovrebbe far capire, aiutare a far capire che cosa significa sbagliare sulla pelle degli altri, ammesso poi che si sia trattato di uno sbaglio, perché una persona che Beniamino Zuncheddu nello specifico è una persona che è stata condannata in 3 gradi di giudizio, quindi vuol dire che più di qualcosa non ha funzionato, no? Perché è stato poi assolto dopo 33 anni di carcere nel processo di revisione. Questo vuol dire che sì, evidentemente i pubblici ministeri, chi all'epoca ha fatto le indagini, evidentemente sono state fatte male, e questo è il risultato anche poi dal processo di revisione, perché poi Beniamino è stato assolto, e però anche chi l'ha giudicato per 3 volte evidentemente lo ha giudicato, non distanziandosi, no? Da quella che è stata poi l'accusa e quindi la pubblica accusa, e quindi forse parlare di separazione delle carriere è importante anche per far capire che la terzietà del giudice non è un qualcosa di secondario, no? Ma un qualcosa di fondamentale poi in un processo, perché abbiamo visto che la maggior parte delle ingiuste detenzioni nel nostro paese hanno tutte un denominatore comune, che è quello delle indagini preliminari mal fatte. Io in questi anni ho avuto modo di raccogliere tantissime storie di persone assolte perché il fatto non sussisteva, quindi con la formula più ampia in assoluto esistente, e allora dici, ma se il fatto non sussisteva, com'è che queste persone sono state prima... Ecco, esattamente, una domanda semplice, no? Che tutti possono capire, insomma, non serve essere esperti di diritto, no? Giusto, Irene? Esatto, hai detto una cosa che tra l'altro possono capire io tutti, credo... ecco. Io credo anche che in questo referendum sia necessario far parlare anche la gente, perché la gente sa che cosa, le persone sanno che cosa significa, sono tantissime le persone nel nostro paese che hanno avuto a che fare con una giustizia in qualche modo che non ha funzionato, no? Non solo lenta ma ingiusta. A proposito di questo, Irene, c'è SVG che conferma proprio oggi che la battaglia referendaria, tu mi parli di gente, di percezione della gente, di quello che la gente capisce, la battaglia referendaria è tutta da giocare, e il no alla riforma della giustizia è ormai appaiato alle percentuali del sì, quindi è una battaglia che comunque è aperta. E aggiungerei, perché non ho molto tempo, purtroppo siamo andati molto oltre, ma 5 minuti con te non possono bastare, quindi ti prego di tornare presto perché il tema è caldo, insomma spinoso, e quindi bene farlo comprendere, no? Insieme. Volentieri. E un'altra osservazione, Irene, che metto insieme a quella che ti ho appena detto del sondaggio di SVG, nel dibattito sul referendum si è costruito in questi giorni, in questi mesi, anche un clima molto emotivo, no? Direi, non so se sei d'accordo. Prima più che razionale, più che tranquillo, un clima molto emotivo su questo dibattito, e quindi vai con gli slogan, con manifesti, per cui diciamo che si è creata una situazione un po' manichea, nel senso, votare no significa difendere la democrazia, mentre il sì equivale quasi a essere uno scivolamento autoritario, no? Qualcosa che va verso l'autoritarismo. Ora, il Partito Radicale è per il sì, e il Partito Radicale è il partito principe, quello che ha fatto tutte le battaglie controcorrente, no? Quando tutti andavano contro, il Partito Radicale faceva delle battaglie e poi ha avuto tantissime volte ragione, no? Quindi diciamo, ecco, tu sei proprio l'esponente importantissimo del Partito Radicale. Il Partito Radicale è per il sì. Perché il Partito Radicale è per il sì? Ce lo stai spiegando, però guarda, noi abbiamo proposto un referendum sulla separazione delle carriere. Non so se condividi queste mie osservazioni, insomma, no? Che sono osservazioni popolari, poi, insomma, no? Certo, e ti dirò di più, in realtà i quesiti, l'ultimo referendum che abbiamo proposto, tra l'altro con la Lega,
4 anni fa. Lo ricordo, eravamo qui con Tiziana Nisini, abbiamo fatto una trasmissione, lo ricordo bene. Esatto, il quesito più votato è stato il quesito sulla separazione delle carriere. Anche lì non c'è stata, come dire, la giusta informazione probabilmente, perché in realtà poi chi è andato a votare lo hanno votato, è stato il quesito più votato in assoluto, quindi le persone capiscono benissimo che cosa significa separare le carriere, che cosa vuol dire, no? Avere un giudice terzo imparziale e non lasciare che la pubblica accusa lavori fianco a fianco al giudice che poi ti deve giudicare. Sono 2 ruoli comunque differenti e per questo è stato poi chiaramente strumentalizzato questo referendum. Sembra che chi va a votare sì a favore del governo perché l'ha proposto e chi andrà a votare no è contro il governo, ma questo è assolutamente sbagliato, no? Perché forse tra i primi così dovrebbero essere, insomma, io credo che c'è stata un'informazione come stavi dicendo tu, sicuramente che non sta aiutando, quella delle fake news ad esempio, no? Abbiamo visto i manifesti pubblicitari nelle stazioni, ovunque, con informazioni distorte anche per orientare l'opinione pubblica. Il Partito Radicale tra l'altro con il comitato Pannella Sciascia Tortora proprio su questo ha fatto una denuncia formale con il presidente Giorgio Spanger. Quindi che voglio dire, che è stato tra l'altro un membro del CSM, quindi neanche, insomma, voglio dire... Certo, chiaro cosa vuoi dire, certo. Diciamo che io mi auguro che ci siano più dibattiti rispetto a questo tema, perché purtroppo i dibattiti a cui stiamo assistendo sono tutti dibattiti molto tecnici, quindi vediamo l'avvocatura da una parte, l'ANM dall'altra, però non abbiamo modo di sentire ad esempio far parlare le storie e la gente, no? Ecco. Diciamo le opinioni, dici tu, sulla carne viva delle persone, poi alla fine, no? Esatto, cioè io voglio dire, l'ho chiesto a Beniamino Zuncheddu, no? Per dire, Beniamino, ma tu sei favorevole alla separazione delle carriere? Sì. E mi ha detto, ma certamente che sono favorevole, perché so che cosa è successo nel mio processo, ma così per tante persone, no? Quindi voglio dire, sarebbe importante anche dare spazio, secondo me, ad altre voci. Queste vicende, insomma, oltre che ai tecnicismi. È così, sì, Irene? Sì. Mi pare che manchi questa parte, sì, che non sta facendo bene, secondo me, alla campagna. Alla campagna informativa. Sì. Bene, se vorrai ne organizzeremo uno insieme, ma anche con pareri diversi, faremo una trasmissione ad hoc, perché il nostro, obiettivo è quello di far comprendere, no? Più che di persuadere. E quindi se vorrai ci siamo. Allora, sono le 17, oggi sono andata oltre tutti i limiti consentiti e io però ti rinvito e sicuramente ci aggiorneremo molto prima della data. Grazie a te, Irene, un abbraccio a te e naturalmente a Beniamino Zuncheddu. Grazie, un saluto agli ascoltatori. Grazie, a presto. E noi ci sentiamo, ci vediamo, ci aggiorniamo martedì prossimo, care amiche di Pop Economia Rumore e di Radio Libertà, care amiche e cari amici. Ciao, a martedì. Avete ascoltato Pop Economia.